nei giorni scorsi non ero in Italia, ma ho preso subito con entusiasmo la notizia della sua liberazione. Sono felice per lui naturalmente, ma sono felice anche per la madre, donna coraggiosissima che ha dovuto sopportare una esperienza davvero estremamente dolorosa per una mamma. Appena rientrato dall'America dal suo viaggio a caccia dei film migliori da portare a Lido alla prossima mostra del cinema di settembre, il direttore del festival Roberto Barbera ha voluto rivolgere un suo pensiero per il ritorno a casa di Alberto Trentini. Un gesto non banale è quello di Barbera, che il 28 agosto scorso aveva personalmente, con grande sensibilità, voluto essere vicino a mamma Armanda all'iniziativa di Articolo 21. Così aveva detto quel giorno. Siamo a disposizione, sono a disposizione, la mostra lo è per farsi cassa di risonanza di questo caso umano che deve essere risolto al più presto, perché non è accettabile che una famiglia sia obbligata a una sofferenza così ingiustificabile e inaccettabile e che dura da così tanto tempo. Ora la prossima mostra del cinema, la Biennale, così come tutto il Lido, lo aspettano al prossimo festival, magari per un incontro alla Casa degli Autori per raccontare il suo impegno umanitario per i più bisognosi. I bambini della scuola elementare Gabelli gli hanno preparato uno striscione di bentornato, ma intanto Bisogna stargli vicino, avrà bisogno del conforto degli amici, del sostegno indispensabile per superare il trauma che sicuramente ha vissuto e che lascerà a lungo qualche segno sulla sua esistenza, con l'augurio che possa recuperare al più presto, tornare alla vita normale.